Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Oggi conferenza di commiato per il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, destinato a Roma con un ruolo di pianificazione. Tra i temi affrontati le proteste Novax e la rotta balcanica. Prefetto, si chiude questa avventura a Trieste, un'avventura breve ma sicuramente molto intensa, iniziata proprio con le manifestazioni Novax. È proprio così. Un anno molto ma molto intenso, iniziato con un impegno forte perché il 6 novembre del 2021, quando sono arrivato, era ancora nel pieno la protesta contro le misure anti-Covid. Trieste era ancora il centro nazionale di questa protesta, ma devo dire che dopo quella manifestazione io ho adottato le misure necessarie. Ricordo un provvedimento con il quale è stata interdetta la possibilità di fare manifestazioni pubbliche nel centro storico ed in altre zone sensibili, e questo lavoro si è rivelato un lavoro proficuo, tanto è vero che a febbraio le manifestazioni quasi non esistevano più e comunque non facevano più paura. Quindi un problema che nel giro di qualche settimana siamo riusciti a risolvere. Adesso resta il nodo della rotta balcanica, lascia con numeri importanti degli arrivi, però con novità altrettanto importanti, ovvero la ripresa dei riaccompagnamenti in Slovenia e la ripresa anche delle pattuglie miste. Sì, in realtà non si sono mai fermati questi servizi. Le pattuglie miste, io ho fatto un comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica nel mese di luglio per implementare le pattuglie miste. Anche le riammissioni non si sono mai ufficialmente fermate al di là del periodo della pandemia. C'è il nodo ci sono alcuni nodi da sciogliere, ma a seguito della recente direttiva del Ministero dell'Interno abbiamo dato nuovo impulso alle procedure di riammissione, e come lei sa io ho trattato l'argomento già prima in un comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica e poi in una conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, e quindi è una iniziativa che già è stata avviata. Quale appunto lascia al nuovo prefetto che arriverà? Il nuovo prefetto non ha bisogno di appunto. Consiglio più che appunto, ecco. Ma neanche consigli, sicuramente farà meglio di me, troverà tutti i dossier nei nostri uffici e sicuramente opererà per il meglio. Il 1° gennaio la Croazia è entrata ufficialmente nell'area Schengen. Questo significa che i confini con la Slovenia e l'Ungheria non ci sono più ed esiste la libera circolazione per le persone. Ieri siamo stati ad Umago per raccontare le emozioni di chi vive nella vicina Repubblica. Nel 2013 l'ingresso nell'Unione Europea, dal 1° gennaio l'addio ai confini con Slovenia e Ungheria e alle cune che fanno spazio all'euro. La Croazia a Capodanno è entrata nell'area Schengen e quindi i confini, che si possono attraversare senza documenti e senza doversi fermare, si sono allargati in questo 2023. Questo che vedete alle mie spalle è il confine di Dragogna, il lato croato del confine. Chi va in vacanza in Istria probabilmente ha imparato a conoscerlo in questi anni, perché qua si formavano delle code lunghissime. Ecco, da quest'estate queste code non ci saranno più. Nessun controllo dei documenti neanche per chi si sposta via mare, basterà pagare la vignetta. Si tratta di un passaggio storico per i Balcani e per l'Istria, dove molti amano passare le vacanze e non solo. A dire il vero siamo venuti apposta per goderci la Croazia senza confine e per poter approfittare di venire in questi posti che sono meravigliosi. La giornata non ci aiuta tantissimo, purtroppo. Umago è una delle località più gettonate dai turisti anche fuori stagione. Più di qualcuno la sceglie per una passeggiata e un pranzo a base di pesce. Per chi in Istria vive e lavora, la caduta dei confini rappresenta un vantaggio importante. Yes, it's really good for us. For example,
I was 20 years I go to the border because I live in Croatia, in Koper, in Slovenia, and work here in Croatia. And for me it's wonderful even. Siamo felici anche perché per noi questi confini erano completamente innaturali. Sicuramente dopo 30 anni finalmente di nuovo tutti uniti, no? Perché l'Istria è sempre è stata una terra, non è queste divisioni ci hanno sicuramente dato molto fastidio, però nuovo anno speriamo bene. Ma questo doveva essere messi via 50 anni fa. La dogana è solo un schifo, nient'altro. Meno amato l'euro, come è avvenuto in Italia, al momento le cune circolano ancora, anche se nel giro di 3 mesi l'obiettivo è di sostituirle interamente con la nuova moneta europea. Non troppo, ma cosa facciamo? Con l'euro, ecco, adesso ci abituiamo con l'euro. Vediamo come che andrà, vediamo. Ed ora parliamo dell'inquinamento da polveri sottili e ultrasottili, la cui presenza oltre la soglia di sicurezza è rilevata in questi giorni in più parti della regione e comporta conseguenze soprattutto a chi soffre di patologie dell'apparato respiratorio. Per i pazienti maggiormente a rischio è consigliato l'uso della mascherina in caso di sosta prolungata all'esterno. A tal proposito abbiamo sentito il direttore della SOC di pneumologia di ASUFC, Vincenzo Patruno. In un periodo come questo in cui ci sono segnalazioni che arrivano da più parti per quanto riguarda il superamento della soglia di polveri sottili e ultrasottili, sarebbe meglio, nel caso in cui uno soffra di particolari patologie respiratorie, sarebbe meglio rimanere chiusi in casa. Ne parliamo con il dottor Vincenzo Patruno, che è direttore della struttura operativa complessa di pneumologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Dottor Patruno, la situazione di questi giorni che cosa induce a fare? È pericolosa? È pericolosa, è sicuramente un momento in cui è necessario prestare attenzione anche a problematiche come l'inquinamento ambientale, che in altri periodi forse non sono così importanti. Stiamo vivendo una sindrome influenzale particolarmente aggressiva, particolarmente difficile da trattare, particolarmente lunga da risolvere, e sicuramente un aumento del particolato sia in forma di PM10 che di PM2.5 è qualcosa che aggrava soprattutto le condizioni di chi è già predisposto in qualche modo a sviluppare problemi respiratori. Penso a chi soffre di asma, di bronchite cronica, ai pazienti con ossigenoterapia, con fibrosi polmonare, sono sicuramente soggetti particolarmente fragili in questo momento per le condizioni in cui ci troviamo. È un momento in cui, senza arrivare a chiedere la chiusura in casa, però sicuramente è un momento in cui fare attenzione non guasta, e l'utilizzo di alcuni punti di attenzione può essere necessario. Ad esempio l'uso della mascherina può aiutare, e che tipo di mascherina? L'uso della mascherina è riconosciuto essere efficace, non la FP1 però, perché ha un potere di filtrazione che arriva a 0,6 micron e quindi non è in grado di risolvere il problema legato all'inalazione del particolato respiratorio, quello chiamato PM2.5. Per questo è necessario arrivare all'FP2 o addirittura all'FP3. Ma questo è consigliato anche a chi non ha problematiche, se deve rimanere esposto magari più ore all'aperto? Non sarei così draconiano. I livelli di esposizione sono sicuramente dannosi, nel cronico lo sappiamo che il particolato è pericoloso nell'esposizione cronica, è stato anche riconosciuto dall'OMS essere un fattore cancerogeno. Nell'esposizione acuta si parla di un danno sulle alte vie respiratorie in seguito a un'esposizione di diversi giorni, 2 o 3 giorni. Sono dati in realtà scarsi, quelli che abbiamo sono quelli che ricaviamo da quello che è successo negli incendi boschivi, soprattutto in California, che hanno fornito la mappa dei rischi più precisi nell'esposizione acuta.
Ecco, facciamo il distinguo, quindi per quanto riguarda polveri sottili, il danno è esclusivamente o soprattutto alle vie respiratorie, alle alte vie respiratorie? È un danno delle alte vie respiratorie, ma anche per quanto riguarda il particolato PM2.5 delle basse vie respiratorie. Sicuramente nella composizione dei PM10 la maggior parte sono particelle sopra gli 0,5 micron per metro cubo, e quindi è un danno che ci può essere soprattutto alle alte vie respiratorie, quindi naso, gola e trachea. Per quanto invece riguarda le particelle più piccole, possono esserci anche problemi di bronchite o bronchiolite. È molto importante anche l'umidità dell'aria, per cui il fattore di umidità peggiora sicuramente gli effetti dannosi delle particelle, ed è importante, quella è la cosa che fa più la differenza, se queste particelle sono legate a metalli pesanti o a particolari prodotti di combustione come quello delle centrali termoelettriche o delle acciaierie. Quindi non c'è da preoccuparsi, però da tenere alta l'attenzione. È sempre una buona idea tenere alta l'attenzione su queste cose, sì. Ringraziamo il dottor Vincenzo Padruno, che ricordiamo essere direttore della SOC, della struttura operativa complessa di pneumologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Ringrazio Paolo Bassi per le riprese e restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregoratto, piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco, da voi la linea. Ben ritrovati a Da voi la linea, parliamo ora di dell'influenza stagionale. Il picco è stato superato, ma i casi continuano a essere comunque alti e a questi si aggiungono i casi di Covid. Abbiamo fatto il punto della situazione nell'ambulatorio di medici di famiglia associati di via Tiberio Deciani a Udine, dove ogni giorno almeno 150 pazienti presentano sintomi legati ai virus che stanno circolando. Il picco influenzale è stato superato, però bisogna sempre tenere alta la guardia. Ne parliamo con uno dei medici di famiglia, Stefano Celotto. E tra l'altro Stefano Celotto, dobbiamo dirlo, fa parte di un team di medici che hanno messo in piedi una struttura sul territorio proprio per garantire assistenza, una migliore assistenza ai cittadini. Vediamo quella che è la situazione dal suo osservatorio, visto che tra l'altro qui ci lavorate 7 medici addirittura. Certo, la situazione attuale è che comunque, pur notando una diminuzione dei casi di sindromi influenzali, parainfluenzali, Covid rispetto a quello che c'era prima del periodo delle vacanze invernali, comunque continuano ad esserci molte chiamate sempre per queste problematiche. Il vantaggio di avere un servizio come il nostro, che è attivo sulle 12 ore sostanzialmente, è che se la sintomatologia, il paziente si spaventa nell'arco della giornata, ha comunque una risposta rapida. E continuano ad esserci casi nuovi, non possiamo abbassare la guardia, perché comunque è vero che la casistica sta diminuendo, ma comunque c'è sempre il rischio di diffusione. Ecco, quindi stiamo parlando sia di influenza stagionale che di Covid, chiaramente. Sì, stiamo parlando sia di influenza stagionale sia di Covid. È una situazione che si va a intrecciare, anche perché spesso ci sono delle sintomatologie sfumate, per cui non si riesce a distinguere esattamente quale è l'una e quale è l'altra. La nostra preoccupazione è soprattutto di limitare la diffusione di quelle che sono le patologie che possono essere più severe per le popolazioni a rischio. E l'unica cosa che possiamo fare è diagnosticarlo attraverso dei tamponi. Ecco, il tampone quando è consigliato farlo? Dopo 3 giorni dall'insorgenza praticamente dei sintomi? Allora, è importante rivolgersi al medico di famiglia per queste cose, perché ci sono in alcuni casi, in pazienti sani, in cui si può anche permettersi di aspettare qualora si garantisca un isolamento che non permette la trasmissione della malattia. Nei pazienti particolarmente fragili è opportuno che venga fatta una diagnosi al più presto, perché solo una diagnosi precoce permette l'eventuale somministrazione dei farmaci specifici per il Covid, come antivirali o monoclonali.
Possiamo parlare di percentuale? Su tot malati quanti con influenza stagionale e quanti con Covid? In questo momento è difficile fare delle percentuali perché non parliamo solo di influenza stagionale e Covid, avevamo avuto anche il picco del virus respiratorio sinciziale, ma oltretutto ci sono tutte quelle patologie stagionali da virus parainfluenzali, rinovirus, adenovirus che continuano ad essere presenti come sono sempre state presenti, per cui in percentuale è molto difficile da esprimere. E più o meno ogni giorno quanti sono i pazienti che si rivolgono alla struttura proprio perché presentano queste patologie? Vuoi influenza stagionale, vuoi Covid? Ma diciamo che mediamente per una sintomatologia simile tra i 20 e i 25 pazienti per ogni singolo medico della nostra struttura contattano noi per avere ogni giorno, sì. Senta, per quanto riguarda invece vaccini anti-influenzali, vaccini anti-Covid, c'è chi chiede la combin? Sì. C'è chi la chiede, ci sono alcuni studi che sono anche preparati alla co-somministrazione della vaccinazione, qua a Udine abbiamo anche l'hub vaccinale che fa una co-somministrazione, laddove ci siano le indicazioni è qualcosa che noi assolutamente consigliamo. Ecco, voi consigliate, quindi, ma ve la richiedono anche qui in ambulatorio oppure è indispensabile andare all'hub vaccinale? Allora, qui a Udine le strutture si organizzano in maniera diversa. Noi personalmente non forniamo la vaccinazione Covid per motivi logistici fondamentalmente, difficoltà organizzative. C'è comunque a disposizione l'hub vaccinale che adesso in tempi molto brevi riesce a fare la co-somministrazione e quindi indirizziamo lì. Ecco, lei ha detto è meglio non abbassare la guardia, come ci si può quindi tutelare? Utilizzo della mascherina, non utilizzo, serve, non serve, perché poi ci sono le solite regole, lavarsi le mani, le regole che c'erano ancora prima del Covid. Certo. Le regole non sono cambiate da questo punto di vista, può essere cambiato l'aspetto burocratico, i giorni di isolamento, però di fatto quello che ci allontana dalla diffusione del virus, dei virus, perché parliamo di Covid, parliamo anche di influenza come di tutti gli altri virus, è l'utilizzo delle mascherine al chiuso ed è il distanziamento laddove abbiamo una positività. Questo va sottolineato soprattutto nei confronti dei nostri pazienti più fragili, che sono quelli che rischiano di subire, avendo delle complicanze più gravi, le malattie di questo tipo. Parliamo di, e chiudiamo questo incontro, parliamo di sintomatologia. Dove sono molto simili? Dove c'è questo filo sottile che lega l'influenza stagionale al Covid? Di fatto entrambe rappresentano una sintomatologia da infezione delle alte vie respiratorie, per cui la sintomatologia della rinite, la rinorrea, il mal di gola, la febbre sono sintomi che si intrecciano tra le varie malattie che danno queste sintomatologie delle alte vie respiratorie ed è lì che dobbiamo noi cercare di fare una distinzione. Poi ci sono sintomi caratteristici, perché la mancanza dell'olfatto, la mancanza del gusto continua ad esserci in alcuni casi, deve far scattare un campanello d'allarme maggiore. Dall'altra parte sappiamo che magari l'influenza colpisce diversi organi, colpisce anche l'apparato gastroenterico, le riniti importanti magari danno anche dei sintomi tipo sinusite, cefalea frontale, che è un qualcosa che magari distingue rispetto a tutto il resto, però è molto difficile distinguerlo senza avere un test specifico a disposizione. Parliamo di un altro tema, quello dei ciclisti in pericolo, soprattutto dopo la recente morte di Lorenzo D'Alonso, il 28enne investito da una macchina a Pordenone mentre tornava a casa da lavoro. Ha fatto appunto suonare il campanello d'allarme e secondo la FIAB servono soluzioni tempestive. Presidente, che significato simbolico ha questa bicicletta bianca appoggiata nei pressi del punto in cui qualche giorno fa si è verificato l'ennesimo tragico incidente investimento mortale? È un'iniziativa nata qualche anno fa negli Stati Uniti, appunto la bicicletta fantasma o ghost bike come la chiamano gli americani, e serve a ricordare che in questo punto preciso ha perso la vita un ciclista, una persona che andava in bicicletta, e in questo caso particolare una persona anche che rientrava dal lavoro in bicicletta. Non si tratta di colpevolizzare nessuno, né la persona in bicicletta
né la persona che sfortunatamente non l'ha visto e l'ha investito. Però la presenza di questa bicicletta fantasma dovrebbe servire da monito a tutte le persone che guidano la macchina, a capire che la velocità va ridotta, bisogna prestare attenzione a chi c'è sulla strada, non esiste appuntamento, non esiste nessuna incombenza che sia talmente urgente da far rischiare la vita di una persona. E lo stesso vale per i ciclisti, che anche oggi, non a caso una giornata così brutta, e siamo a far vedere che ci vuole anche con questo tempo il gilet giallo, ci vogliono le luci sulla bicicletta, bisogna sempre farsi vedere. Questo è un dovere che un ciclista deve avere, perché è l'utente più debole della strada, e noi da FIAB siamo i primi anche a sostenere che i comportamenti non corretti vanno sanzionati sia per i ciclisti che per gli automobilisti. Così come siamo in un centro urbano, speriamo che la presenza di questa bicicletta serva anche a far ridurre la velocità alle macchine che passano. Vedete già adesso che siamo noi qui, messi così le macchine rallentano. Siamo in un centro urbano si dovrebbe andare a 30 all'ora e dovrebbero essere le amministrazioni a trovare tutte le soluzioni, anche poco costose, per rendere inevitabile il fatto di andare a 30 all'ora, perché una città 30 non è una cosa del futuro che si può vedere soltanto in Europa. E in casi come questo, dove è stata costruita una pista ciclabile bidirezionale da un lato, non stiamo a sindacare sul perché, per come, sono anni che c'è, però è chiaro, ci devono essere gli attraversamenti segnalati, ma soprattutto ben illuminati. È vero che l'illuminazione si spegne perché consuma, però allora va fatta una selezione e va lasciata accesa dove serve, e dove ci sono gli attraversamenti in corrispondenza delle ciclabili bidirezionali è fondamentale l'illuminazione anche nelle ore notturne quando piove. Però ciclisti, fatevi vedere. Presidente, come FIAB voi siete molto attenti a queste dinamiche. Che situazione vedete nella nostra città a Pordenone dal punto di vista della sicurezza stradale e della presenza anche di piste ciclabili adeguate? Allora, a Pordenone sì, esistono delle piste ciclabili, la maggior parte sono ciclopedonali, la maggior parte sono come questa pista che abbiamo qui di fianco, ed è chiaro però che per renderle sicure bisogna ridurre il numero delle auto che circola in città e ridurre la velocità, perché contro la velocità eccessiva delle macchine, il numero eccessivo delle auto, la pista ciclabile da sola, anche se fatta bene, non basta. Nei centri urbani bisogna imparare a convivere, e quindi devono essere riqualificati in modo tale che possano coesistere le auto con tutta l'utenza debole, che non è solo chi va in bicicletta, ma è il bambino, è la persona anziana, la persona disabile. Le città devono essere vivibili per le persone, non per le auto. Fino a 80 anni fa le auto non c'erano nelle città, eppure gli spazi venivano vissuti. C'è da riconquistare questo, e quindi gli amministratori devono trovare il coraggio di fare le scelte che portano a questo, che non è solo costruire la ciclabile, dove peraltro spesso non ci sono i soldi, si fanno tanti bei piani, però se poi alla fine non ci saranno i soldi per poterli realizzare, i piani non risolvono il problema. Quindi serve soprattutto una campagna a tutti i livelli, a partire dalle scuole, sulla sicurezza, sulla condivisione dello spazio e sull'educazione civica dei cittadini, perché non è che che chi guida un veicolo più grande abbia più diritto degli altri o abbia bisogno di avere più spazio degli altri. Abbiamo tutti diritto ad utilizzare lo spazio pubblico, proprio per il fatto che è pubblico e quindi è di tutti e non è solo di chi guida l'automobile, che noi non colpevolizziamo, però ci sono dei posti dove le automobili non dovrebbero entrare. Siamo in chiusura, prossimo appuntamento con informazione in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.